Ci spostiamo ora a Meolo, dove c'è stata l'inaugurazione della Elettrica Bonato, ditta che si occupa di costruzione di impianti civili ed industriali. Vediamo. A Meolo la crisi si combatte con l'innovazione. L'Elettrica Bonato, ditta specializzata in costruzione di impianti civili ed industriali, illuminazione pubblica, antifurto, automatismi, climatizzazione e fotovoltaici, sabato 26 ottobre, alla presenza delle autorità locali e tanti amici, ha inaugurato la nuova sede a Meolo, nella zona industriale. È iniziato 6 mesi fa, quello della prima nuova sede, e avevamo dei magazzini dislocati un po' così nella zona Meolo. Quindi abbiamo concentrato tutto su una zona, quindi c'è su questo capannone, quindi uffici, magazzino, sede e tutto. Il nuovo capannone permetterà di operare con tutte le proprie e differenziate attività operative, riunite all'interno di un unico stabile. Noi ci occupiamo un 50% sull'illuminazione stradale pubblica, semafori, segnaletica luminosa, e l'altro sul terziario, quindi può essere scuole, possono essere industria. E abbiamo fatto girare l'economia, abbiamo assunto anche 2 persone che erano disoccupate e quindi con questo stiamo dando una mano. L'azienda è riuscita nel suo intento di crescita grazie anche all'amministrazione comunale che, attraverso la realizzazione di uno sportello unico dedicato alle attività industriali e commerciali, ha permesso di snellire le numerose procedure burocratiche richieste. C'è un lavoro di gruppo che verte attraverso sia il sindaco, ma in particolare il segretario comunale e la struttura comunale. In questa maniera si riesce, attraverso anche una convenzione con la Camera di Commercio, a velocizzare molto di più le pratiche. Dobbiamo darci tutti una mano, fare squadra tutti insieme, perché altrimenti non riusciamo a superare questo momento di grossa difficoltà. Noi però siamo delle persone volenterose e il nostro territorio ha sempre dato dei buoni frutti, quindi siamo speranzosi in questo. La Confartigianato, in qualità di organizzazione di categoria, si è prodigata con il suo prezioso interessamento nel fornire l'assistenza necessaria, permettendo di realizzare questo importante e innovativo passaggio di evoluzione aziendale che, in un momento di crisi economica generalizzato, ha permesso all'Elettrica Bonato di intraprendere in questo modo la strada dell'innovazione della propria attività e competere con fiducia e speranza ad un nuovo futuro di crescita e di sviluppo. E naturalmente è una scommessa nel futuro, perché noi ci crediamo a realizzare, portare avanti nel futuro, di far girare l'economia, e quindi non vogliamo essere quelle ditte che restano ferme e non progrediscono, quindi vogliamo progredire, andare avanti. Ci vorranno ancora un po' di anni prima che si riparta. Però bisogna tenere l'azienda come un'amministrazione di famiglia, cioè tenere al controllo i bilanci, i clienti, non fare i passi più grandi di quello che ne si può, e se si tiene questo si può andare avanti. Ci crediamo nel futuro.